Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, martedì 29 di aprile dell'anno del Signore 2025, cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online nel quale non mancano gli spunti di riflessione. Adesso noi cominciamo con le nostre solite coordinate 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure se volete telefonare quando lo dirò io 029294 7222. Che cosa c'è oggi in rassegna? Beh, sostanzialmente al conclave abbiamo avuto il colpo di scena, infatti, come vedete, più divertente questo nella realtà che non quello al cinema, perché c'è questo caso Becciu, hanno creato il martire, ancora non c'è il ritiro ufficiale, non c'è niente di ufficiale, di domande ce ne sarebbero da porgersene almeno una caterva, nel corso della rassegna stampa ne parleremo. C'è il Canada che ha votato stanotte, pare che il Liberal, quindi il centro-sinistra di Kearney, abbiano vinto, non si sa ancora se i numeri gli diano quella maggioranza necessaria per governare. In ogni caso è stata la paura generata da Trump dell'annessione del Canada come 51esimo stato della bandiera americana ad aver creato ovviamente la spinta propulsiva per la conferma di Kearney, poi il blackout di ieri in Spagna e Portogallo, e ancora oltre a questo abbiamo il riarmo, abbiamo l'Ucraina, abbiamo Garlasco, insomma ce n'è tanta di quella roba oggi, e poi restate con noi alle 9:35 perché ci sarà Sava Sandir, lui, il senatore Claudio Borghi Aquilini, per la scuola di magia, vedremo che trucco ci racconterà quest'oggi. Il pezzo che avete ascoltato subito dopo la sigla, gli Who, Pinball Wizard da Tommy 1969. Saluto il nostro pastore di magiche onde che è appunto il nostro grande Francesco in regia, gli auguro buon lavoro. Andiamo a vedere allora le agenzie, cominciamo subito con l'ANSA. Canada, proiezioni, i liberali di Kearney vincono le elezioni legislative, i risultati preliminari del voto non permettono di stabilire se il Premier guiderà un governo di maggioranza o minoranza. Ecco, una piccola precisazione ora che cominciamo questa chiacchierata. Liberal al Canada, anche se viene tradotto malamente come liberale, non è essere di centrodestra. Al Canada i liberal sono l'equivalente dei democratici in America, quindi sono di centrosinistra. Andiamo avanti, maxi blackout, ripristinato il 90% dell'elettricità in Spagna e Portogallo. Ancora l'annuncio, il conclave comincia il 7 maggio, Becciu va verso il passo indietro. L'Ucraina, Putin, nuova tregua di 3 giorni, Zelensky, solita manipolazione, Trump, lo stop sia permanente. E poi la calciatrice si ritira a 36 anni, si ritira Saragama, esempio anche nel sociale, la Juve 8 anni e 12 trofei, grande impegno fuori dal campo. Andiamo a vedere anche la BBC a proposito del Canada, perché naturalmente i giornali non hanno avuto la possibilità di riferire su questa notizia, quindi facciamo subito fuori questo argomento. Eccola qua, la BBC, il partito dei Liberal di Mark Carney vince le elezioni canadesi e formerà il prossimo governo. Soprattutto Carney ha appena parlato in quel di Toronto, ha detto ai suoi supporter che Trump sta provando a dividerci, ma questo non succederà mai. Inoltre Carney dice ai suoi supporter che umiltà significa lavorare con tutti i partiti dentro diciamo
dentro il governo, lavorando con le province del Canada e i popoli indigeni. Le province sono l'equivalente dei land tedeschi, se volete, o degli stati americani, e poi i popoli indigeni, perché il Canada ha una sua componente ovviamente di prime nazioni che c'erano prima dell'uomo bianco. Kearney dice di voler mettere insieme il lavoro, il business e la società civile, umiltà e anche riconoscere che una delle responsabilità del governo è prepararsi per il peggio, dice Kearney alla folla, e aggiunge di aver avvertito da mesi che l'America vuole la nostra terra, le nostre risorse, il nostro paese, ma la folla grida: mai! Il presidente Trump sta provando a spaccarci così che l'America ci possa possedere, ma questo non succederà mai, dice ancora Kearney. Kearney, che nel ringraziare appunto gli elettori dice insomma, nomina sua moglie, i bambini, sono loro che mi guidano a compiere questo servizio ogni giorno, e inoltre ringrazia anche tutti quelli che sono stati eletti per mettersi a disposizione al servizio del Canada. Dice anche come e perché è entrato in politica, perché riteneva che il Canada avesse bisogno di grandi cambiamenti, quei cambiamenti guidati dai valori canadesi. I valori sono quelli che lui ha imparato a tavola con la sua famiglia, sul ghiaccio con i suoi allenatori dell'hockey su ghiaccio, valori che sono stati rinforzati nel momento in cui ho incontrato i canadesi lungo tutto questo grande paese. E i valori sono tre: umiltà, ambizione, unità. Il buon Kearney, tra l'altro, per il momento non si sa, come diceva anche l'ANSA, non si sa se Kearney riuscirà a portare a casa un governo di maggioranza, anche se, diciamo così, la possibilità, i sondaggi dicono che potrebbe avere appunto abbastanza seggi per formare alla Camera dei Comuni, quindi all'equivalente della nostra Camera dei Deputati, può formare il governo. Non è però chiaro se sarà un governo di maggioranza o minoranza. Le proiezioni dicono 165 per i liberal, 147 i conservatori, il blocco del Quebec 23, l'NDP 7, i Verdi 1. La maggioranza è a quota 172, per cui siamo lì, insomma, sarà un governo che dovrà, diciamo, barcamenarsi. Adesso ce ne andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani, intanto che ora si è fatta le 7:40 minuti e 52 secondi. Andiamo a vedere le prime pagine che, essendo state ovviamente composte ieri sera e stampate stanotte, non trattano, per la differenza di fuso orario e per la necessità ovviamente tecnica di stampare, non trattano del Canada. Comunque vi abbiamo ampiamente ragguagliati. Avvenire, il quotidiano dei vescovi, pronti al conclave, il fatto alla quinta congregazione, i cardinali stabiliscono il calendario per l'elezione del prossimo Papa. Fissati per il 7 maggio l'extra omnes e il via ai lavori. A presiederli sarà il cardinale Parolin. La folla si sposta in Santa Maria Maggiore, domenica in 70.000 sulla tomba di Francesco. Una ventina gli interventi ieri alla quinta congregazione. Si è parlato anche del caso Becciu, che secondo notizie d'agenzia sarebbe pronto a un passo indietro. Tra l'altro che tra un'oretta e 20 minuti comincia la congregazione di oggi e vedremo se ci saranno dei comunicati ufficiali, se ci saranno delle prese di posizione ufficiali. Di spalla la guerra in Ucraina, il presidente USA ai primi 100 giorni, crolla la popolarità. Putin offre la mini tregua, Trump non s'accontenta. Lo shock, paesi nel caos, tutte le ipotesi al vaglio, Spagna e Portogallo fermi per blackout. Suicidio assistito, accolto il ricorso, dal TAR lo stop all'Emilia Romagna. Dopo la sparatoria, orrore a Monreale, la violenza nuova peste. Uno dei presunti sparatori, questo 19enne, ha confessato e ha detto: ho fatto un macello. Il Corriere della Sera, mitico Corrierone, abbiamo la fotonotizia in alto in pagina, il blackout paralizza Spagna e Portogallo, fermi voli e treni, tutte le città nel caos. Abbiamo poi USA-UE, parla Giorgia Meloni, serve un accordo,
Parla la Premier, Trump e Zelensky in Vaticano, momento storico, la Casa Bianca, lo stop alle armi sia permanente. Meloni, Putin, 3 giorni di tregua non bastano, il 1 maggio una misura per il lavoro. Di spalla, Vaticano, migliaia in fila alla tomba di Bergoglio, conclave al via il 7 maggio, Becciu verso il passo indietro. Questo è stato il colpo di scena di questo conclave, siccome ce n'era bisogno. Il Fatto Quotidiano, eccoci qua, vedete, anche il Fatto fa questo piccolo riquadro in alto, dopo Francesco, analisi delle finanze vaticane, il conclave parte il 7 maggio, Becciu pronto al ritiro. L'apertura è questa fotonotizia, Banca Etica attingono dai 10.000 miliardi sui conti correnti privati senza trasparenza, usano i nostri risparmi per comprare le armi. Guadagnare con le guerre, soldi da riserve private, fondi pensione per le aziende militari ad altissimo rendimento. La Germania parte da sola con 62 miliardi. UE, la Commissione pronta a usare i fondi di coesione, giorni l'ok dal Parlamento. E poi ancora patto di Meloni con Erdogan per costruire aerei e droni militari tra Italia e Ankara. Il Giornale, Spagna e Portogallo paralizzati, blackout in Europa, incubo terrorismo, treni, aerei, ascensori KO. Hacker filorussi rivendicano, non si esclude nessuna pista. La fotonotizia a centropagina, via il 7 maggio, veleni sul conclave. Il valzer di dossier e accuse, Becciu verso il passo indietro. Di spalla, Putin 3 giorni di tregua, Trump, Kiev vuole l'accordo, e poi l'aggressione al sindacalista che sarebbe stato a Genova aggredito da dei fascisti, bene, era tutta una palla, era una bufala, era una minchiata, se proprio la dobbiamo dire in termini molto chiari. Il Tempo, geniale come sempre, io devo conoscere quello che fa i titoli al Tempo, deve diventare amico mio, perché è veramente un genio. Angelo e demoni, eccolo qua il cardinale Becciu, la scelta di Becciu, perché non verrò al conclave, le parole commosse ai cardinali nel giorno di dubbi e nuovi gialli, ma c'è chi accusa il Camerlengo. Dove erano le carte del Papa? E il Vaticano resta in silenzio. Ecco, bella domanda, soprattutto chi è l'esecutore testamentario del Papa? Perché gli altri papi lo hanno indicato ed era il segretario particolare, Giwish per Wojtyła, Don Georg per Ratzinger. In questo caso chi è che ha l'obbligo di custodire le carte e gestirle? Perché Wojtyła, per esempio, ordinò a Giwish di bruciare tutti gli appunti privati. Qui che cosa ne sarà? Boh. E poi scusate, misericordia, misericordia, misericordia. L'aveva scardinalato, però lo invitava ai concistori, era andato a mangiare a casa sua, qua e là, poi muore e vengono fuori queste lettere dove però gli viene vietato l'accesso al conclave. All'anima della misericordia, ragazzi. Così per dire. La sinistra è spaccata, Landini arruola il Papa per la festa del 1 maggio, Elli regola i conti col PD, Erdogan a Roma da Meloni, rafforzare cooperazione su energia, difesa e migranti, il conflitto in Ucraina, Putin, tregua di 3 giorni, Trump deve essere permanente, il diktat di Valditara, Dio benedica quest'uomo, troppi compiti e verifiche, vietato assegnarli all'ultimo, anche perché se li assegnate all'ultimo, cari professori, mi dispiace per voi, ma siete voi quelli che vi siete comportati male. La storia della TV, lo show di Arbore, quelli della notte, compie 40 anni. Ma il materasso. E poi il momento più divertente della rassegna stampa, il tempo di Osho, blackout ferma Spagna e Portogallo, il giallo hacker, l'Europa trema. Allora c'è Re Pennellone, Felipe VI, che è alto più di 2 metri, per questo è affettuosamente chiamato Pennellone, che parla con la sua signora Letizia in uno sfolgorante, squillante rosso. Ma che c'era d'acceso a palazzo? E che c'era? Giusto forno e lavatrice. Date una medaglia a quest'uomo. La Repubblica, eccola qui la Repubblica. Vediamo un po', nella Spagna al buio, il blackout ha colpito anche il Portogallo, parte della Francia, comunicazioni in tilt, voli fermi, persone intrappolate, il premier Sanchez, mistero sulle cause. Putin 3 giorni di tregua, ma a Trump non bastano. Poi di spalla, Mediobanca lancia l'offerta su Banca Generali, e Stasi in semilibertà, vorrei non essere più riconosciuto. Conclave poi dal 7 maggio, Becciu verso la rinuncia.
La Stampa, la fotonotizia a centropagina, guardate questo ispirato cardinale Zuppi che medita a occhi chiusi, eccolo qua al centro della fotografia. Dietro di lui si nota nel bokeh non è una brutta parola, è la sfocatura della foto, Sean O'Malley, che ora non è più elettore, il cardinale americano che nel lontano 2013 era stato dato tra i favoriti. Un conclave mai visto, collegio dei cardinali riunito dal 7 maggio per l'elezione del nuovo pontefice, le manovre dietro le quinte. Wim Wenders ci spiega il suo papa. Interessante, come le tombe etrusche e il Monte Fumaiolo. Per chi ha visto il sorpasso sa a cosa mi sto riferendo. Putin, i 3 giorni della tregua, gli USA deve essere duratura. Il Cremlino, stop armi dall'8 al 10 maggio, Kiev ore per un mese, sabato a Roma, summit Stati Uniti-Iran, piano per l'Ucraina, UE Londra, intervista a Glucksmann, armiamoci o la Russia ci attacca. La Russia è da 3 anni che prova ad arrivare a Kiev in 3 giorni e non ci riesce perché Kiev è difesa dalle armi occidentali, così per dire. La verità, eccoci qua, dopo aver cercato invano di imbucarsi al colloquio Trump-Zelensky, Macron vuole decidere pure il Papa. Il video del tycoon che lo respinge a San Pietro fa il giro del mondo, ma il presidente francese non si arrende e convoca i cardinali connazionali per influenzarli in chiave anti-Sarah. Una mossa disperata per la quale gli tiene Bordone Riccardi di Sant'Egidio. Putin offre 3 giorni di tregua, la Casa Bianca irritata, deve essere permanente. No, scusate, Macron crede di essere nel 1903, avete capito? Ha scambiato il conclave per il successore di Bergoglio con il conclave per il successore di Papa Pecci, Leone XIII. Allora lui crede di essere una potenza cattolica, come fece Cecco Beppe quando mandò il cardinale Pusina al conclave. Il 2 agosto del 1903 affossò il Papa, quello che sarebbe stato il Papa siciliano, Mariano Rampolla del Tindaro, leggendario segretario di Stato di Leone XIII, esercitando il diritto di veto. Ecco, peccato però che poi, appena eletto, San Pio X ha cancellato, proprio buttato sotto i piedi, fatto a pezzi, bruciato, e le ceneri sono state buttate nella fossa delle Marianne, questo cosiddetto diritto che si chiamava veto di esclusiva. Macron crede di essere ancora nel 1903 e crede di poter dire ai cardinali votate questo anziché quello. Sì, sì, va bene, credici. D'altronde c'è gente nei manicomi che si crede Napoleone, quindi io non mi faccio meraviglia, non fatevela nemmeno voi. Per tachipirina e vigile attesa indagano 7 procure, omicidio. Il protocollo di Speranza messo sotto accusa dalla denuncia di parenti delle vittime. Ancora il sindacalista si è inventato l'agguato fascista, eccolo qua, Fabio Amendolara, aveva denunciato un'aggressione fascista e finito indagato pure lui. La storia di Fabiano Mura, sindacalista CGIL di Genova, finito sotto indagine per simulazione di reato dopo essersi inventato un agguato con tanto di saluti romani. La storia ha mostrato subito delle crepe, ieri il clamoroso ribaltone. Ecco, ma se io incontro Prodi per strada e gli dico buongiorno presidente, è un saluto romano? Questo lo chiedo per un amico. Se è di destra un giovane ucciso non conta, si stracciano le vesti per la fornaia, poi censurano il ricordo del povero Sergio Ramelli. Ha fatto bene Francesco Borgonova a scrivere queste parole, ha fatto più che bene, aggiungerei. Libero, 25 anni, festeggia i suoi primi 25 anni, la riscoperta della fede, Macron si imbuca pure al conclave. Gli incontri a raffica coi cardinali, il presidente che ha voluto l'aborto in Costituzione prova a influenzare l'elezione del pontefice. La fabbrica delle dichiarazioni, Guerra e Papi e Landini Show. 2 blitz fascisti inventati in 2 giorni, falso assalto a sindacalista, la sinistra punta sulle balle. Denunciò, mi hanno aggredito, finisce indagato. Fotonotizia a centropagina, Donald Trump atto secondo, i nuovi primi 100 giorni che hanno cambiato il mondo, la pace a rate, il Cremlino propone un'altra mini tregua. 80° anniversario, scrive Marco Patricielli, l'opposizione non è mai uscita da Piazzale Loreto. Infine, la figuraccia del governo socialista, la ricerca di scuse, la Spagna si spegne e dà la colpa pure al clima. Il governo socialista è anche quello
dell'alluvione di 6 mesi fa sempre nella povera Spagna, paese fratello dell'Italia. Non dimentichiamolo mai, che gli abbiamo ceduto noi il re a loro. Carlo III, re di Napoli, se ne andò a fare il re di Spagna. Allora, ecco qua Italia Oggi, lotta globale all'evasione, la direttiva sui controlli 2025 delle entrate punta sui patrimoni all'estero, schemi opachi, conti non dichiarati, residenze fittizie non coerenti con i redditi dichiarati. Poi ancora in alto Massimo Solari, i funerali di Papa Francesco visti con gli occhi innocenti di un bambino di soli 9 anni. Anche negli USA la GDO punta sempre di più su fiori e piante da vaso. La sentenza, i nuovi limiti alle responsabilità dei sindaci in azienda valgono anche per il passato, mentre i nuovi termini prescrizionali no. Carlo Valentini, domenica prossima si vota a Trento con una sinistra spaccata tra PD e 5 Stelle. Poi ancora il diritto al rovescio implacabile di Pierluigi Magnaschi. Le decine di migliaia di persone che hanno reso omaggio a Papa Francesco, i grandi della terra accorsi al suo funerale, la copertura mediatica come nessun altro evento mondiale degli ultimi anni, potrebbero dare l'idea che la Chiesa cattolica con Bergoglio sia tornata al centro dell'attenzione mondiale, abbia trovato nuova linfa, ma è un fuoco di paglia. Negli ultimi anni chiese e seminari hanno continuato a svuotarsi, almeno in Occidente. La decisa sterzata imposta da Papa Francesco ha messo in crisi i fedeli, che spesso si sono divisi tra pro e contro. E anche i grandi della terra non si può dire che abbiano recepito il suo messaggio, basti pensare alla crociata di Trump contro i migranti o a quella di Macron per l'aborto in Costituzione. In realtà il peso politico e l'influenza della Chiesa sul mondo contemporaneo si sono ridotti ai minimi termini. La Chiesa povera, come voleva Papa Francesco? Beh, non era questa la Chiesa povera che voleva lui. Le 7:54 minuti e 46 secondi in questo momento, mentre siete sempre sulla rassegna stampa e Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Adesso dovremmo tornare a occuparci, ecco qua, dei quotidiani locali. Passiamo alla stampa locale, vediamo che cosa si scrive nelle varie province di quello che è lo stivale. Ecco qua, Brescia-Oggia, Brescia-Oggia, sì, chiedo scusa ai colleghi, stamattina senza occhiali perdo colpi. Brescia-Oggi, il via con la messa, proeligendo pontifice del decano bresciano, reaprirà il conclave il 7 maggio, Brescia ci sarà col cardinale Ramazzini Imeri. Corriere del Mezzogiorno Campania, le celebrazioni, l'Altra Napoli 2005, dal vertice NATO alla maratona su Totò. Ancora, Corriere del Mezzogiorno, Puglia, la regione, buco sanità, primo passo in avanti. Corriere del Trentino, occupazione, un trentino al mese muore sul lavoro. Corriere del Veneto, Venezia e Mestre, lettera di Gino Cecchettin ai cantanti, togliete dai vostri testi le frasi sessiste. Il nuovo Papa, la Chiesa Veneta, sostiene Parolin, semplice e misurato, la figura giusta per unire. Mauro Corona appiedato, patente persa per il vino. Ah Mauro, pure tu. Corriere della Sera, dorso di Bergamo, SOS per i giudici di pace, il grido d'allarme degli avvocati, sono 8, dovrebbero essere 27, il software si blocca. Corriere della Sera, dorso di Brescia, infrastrutture, stadio, l'ipotesi della concessione per 99 anni. Corriere della Sera, pagina di Milano, l'anniversario attesi in 2000 per Ramelli. Corriere della Sera, dorso di Roma, l'intervista, Roma efficiente fa bene all'Italia. Corriere Torino, la visita digitale, tutti in coda per la Sindone, Monsignor Giraudo, iniziativa in memoria di Papa Francesco. Corriere dell'Alto Adige, lo scontro, mascherine ballano 30 milioni. Corriere di Bologna, il dramma, giustizia per nostro figlio. Corriere Fiorentino, la Toscana, muore nel giorno per la sicurezza. Carrara, incidente in cava, operaio di 59 anni schiacciato dal mezzo che pilotava, oggi sciopero. Dio lo accolga, un abbraccio alla sua famiglia. Corriere Romagna, edizione di Rimini e San Marino, alta tensione ai casetti, rissa tra 7 detenuti, resta ferito un agente. Gazzetta di Modena, Gino Cecchettin, Giulia è sempre con noi, molesta ragazzina quindicenne e poi semina il panico armato. Questo è l'altro titolo di apertura della Gazzetta di Modena. Gazzetta di Reggio, scuola, il taglio delle cattedre è dovuto al calo demografico, il provveditore spiega le mosse per fronteggiare il crollo degli iscritti. Il giornale di Brescia, sicurezza sul lavoro, le fragilità bresciane. Il cittadino, quotidiano
dell'Odigiano e del sud di Milano. Massalengo, scene da Far West, un bambino gettato a terra. Panico per una spedizione punitiva partita da Sant'Angelo, all'origine apparentemente rivalità calcistiche. Duro il sindaco, qualunque sia la motivazione ingiustificabile. Il giornale Milano, 50 anni dall'assassinio di Sergio Ramelli, onore a te Sergio. Meloni, ragazzi, non seguite falsi profeti. FDI chiede a Sala di dedicargli una via anche a Milano. Albertini, lo faremo noi. Intitolazione a Sesta e Cinisello. PD in piazza. La Russa, sia memoria condivisa. Il piccolo di Trieste, bollette, aiuti per 133.000. Il piccolo di Alessandria, quotidiano giornale della provincia di Alessandria. Caso Rinaldi, la panda bruciata e abbandonata, ma lui dov'è? Secolo XIX, un clic e la Spagna torna nel Medioevo. Il Tirreno, Calafuria, capienza 196, l'ordinanza del prefetto dopo il caos del 25 aprile. E poi la fotonotizia, Carrara precipita nel dirupo mentre lavora. La Gazzetta del Mezzogiorno, Papa, tempi lunghi. La Nuova di Venezia e Mestre, dalla discarica 52 milioni. La Prealpina, rubata la fidati dei poveri. E poi chiudiamo con Repubblica Palermo. Il killer rincastrato dai testimoni, qui si parla della strage di Monreale, evidentemente ha sparato contro quei ragazzi. In manette Salvatore Calvaruso, uno dei giovani accusati della strage di Monreale. Carabinieri a caccia dei 4 complici, colpi esplosi anche da un'altra persona. Sono le 7:59 minuti e quasi 20 secondi. Noi rallentiamo, ci prendiamo una pausa e ci sentiamo in Mattia Bazzar, Solo tu del 1977. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
E beh, l'anno era il 1977, questa era Solo tu dei Mattia Bazzarra alle 8, 3 minuti e 14 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Ladies and gentlemen, questa è sempre la rassegna stampa, Antonino Danna al microfono con voi e naturalmente ça va sans dire, noi procediamo inesorabili verso le notizie di quest'oggi. Abbiamo parlato del Canada in apertura, adesso ho anche recuperato gli occhiali, quindi scriveteci pure 340 670 9659 se volete mandarci le vostre zappe o WhatsApp. Andiamo a vedere il Corriere della Sera. Corriere della Sera, noi apriamo una pagina dedicata ovviamente al conclave. E eccolo qua, è tornato lui, 94 anni, ma che gigante d'uomo, signore e signori. Il cardinale Ruini, ladies and gentlemen. Francesco ha privilegiato i lontani a scapito dei vicini, un gesto evangelico, ma c'è chi protesta. Cosa dice il cardinale Ruini? Non s'affanna nei pronostici, a 94 anni, avendo una lunga esperienza, sa che a contare è sempre e solo il conclave. Piuttosto insiste su un principio: bisogna restituire la Chiesa ai cattolici, mantenendo però l'apertura a tutti. Chiunque gli parli conserva questa esortazione di Ruini, dettata da una preoccupazione che le esequie di Francesco gli hanno confermato. I funerali hanno dato l'impressione che si sia risolto il problema principale del pontificato, quello cioè della divisione della Chiesa, che in qualche modo coinvolgeva lo stesso Bergoglio. Purtroppo la divisione è rimasta, col paradosso per cui i favorevoli a Francesco sono per lo più i laici, mentre contrari lo sono spesso i credenti. Il fatto è che il Papa, secondo il cardinale, con un'intenzione missionaria si era rivolto soprattutto a quanti erano distanti, con modalità che hanno irritato chi per anni si era speso a difendere le posizioni cattoliche. Francesco è sembrato cioè privilegiare i lontani a scapito dei vicini. È un gesto evangelico, ma come nella parabola del figlio il prodigo, l'altro figlio protestò, così oggi c'è chi protesta nella Chiesa. Davanti al popolo diviso tra chi vuole mantenere i valori tradizionali e chi vuole aprirsi al mondo di oggi, bisogna agire con prudenza per fare magari entrambe le cose. Purtroppo la popolazione ha percepito una scelta netta di Bergoglio verso l'apertura alle novità e molti lo hanno rifiutato per rimanere fedeli alle loro convinzioni. Non c'è dubbio che ad aver colpito Ruini sia stato il modo in cui i funerali sono stati rappresentati sui media. Quello che non ha avuto abbastanza rilievo è che l'elemento centrale della Chiesa è Cristo, non il Papa. Oh, era ora. Altrimenti si apre un problema. E per farsi capire meglio, mette a confronto le esequie di Giovanni Paolo II con quelle di Francesco. Alla morte di Wojtyła la gente urlava santo subito, mentre alla morte di Bergoglio ha urlato grazie Francesco. Ecco, se viene messa in ombra la dimensione trascendentale, poi non si rende un buon servizio alla Chiesa. In ogni caso Ruini non vede il rischio di uno scisma, è fuori dallo spirito del tempo. La dialettica tra conservatori e progressisti è salutare, ma se si radicalizza e diventa patologica, anche senza scismi, può avere effetti devastanti, paralizzando la vita della Chiesa. La questione più pericolosa è però un'altra, poco visibile all'esterno e che si muove in profondità. Un sintomo di essa sono quei teologi che prendono posizioni contrarie all'ortodossia cattolica, per cui Ruini insiste su quella che lui chiama la forma cattolica della Chiesa. Da una parte l'adesione alla dottrina, dall'altra le strutture ecclesiali a partire da papato ed episcopato. Sono capisaldi che oggi spesso non vengono compresi e sono contestati, ma così si mina la certezza della verità e si toglie la gioia della fede. Non possiamo accontentarci di una fede problematica. E quindi sulle questioni dottrinali che lo spartito va completato per evitare l'incompiuta. Certe affermazioni di Papa Francesco potevano dare l'impressione di una grande apertura, come il famoso chi sono io per giudicare riferito alle persone omosessuali, che sembrava preludere a profonde modifiche dottrinali. Su altri aspetti è andato invece in senso opposto, riuscendo, e questo è uno dei grandi meriti, dei suoi grandi meriti di cui nessuno parla, a neutralizzare la contestazione ecclesiale sui punti più acuti, dall'ipotesi del sacerdozio alle donne all'illiceità dell'aborto, per la quale ha usato parole assai forti che nessuno aveva osato pronunciare prima di lui. Così negli ultimi anni è diminuita nelle aree ecclesiali più radicali
la simpatia nei suoi confronti. Chi sarà quindi l'identikit del nuovo Papa? Il compito del Papa è ricostruire, secondo lui, l'unità della Chiesa, specialmente l'unità attorno al Pontefice, che è punto di riferimento della comunità cattolica. È vero che le divisioni risalgono già ai tempi di Paolo VI e che Francesco si inserisce nella lunga serie dei papi contestati, così come è vero che non è possibile superare del tutto questo problema. Va però affrontato come un altro tema assai delicato, cioè la parziale destrutturazione delle nostre istituzioni. Questo è accaduto anche perché, dinanzi alle difficoltà preesistenti, specie nella Curia, il Papa ha cercato di trovare una soluzione. Su questo punto Ruini non concorda con l'opinione prevalente tra i critici del Papa. Secondo me Bergoglio voleva purificare, non destrutturare. Pensiamo all'enorme problema della pedofilia, con cui si era misurato anche Benedetto XVI. Ecco quale chiesa erediterà il futuro pontefice, sebbene la sua priorità dovrebbe restare comunque quella di alimentare la fiamma della fede che in molte zone del mondo minaccia di estinguersi. Roini cita qui una famosa frase di Ratzinger per rappresentare la sfida fondamentale che ci attende. E non è detto che il nuovo Papa riuscirà a superarla. Gli strumenti che avrà a disposizione saranno l'annuncio della fede e la testimonianza della carità. È per la carità praticata dalla Chiesa che la gente ama e si fida di essa. Su questo Francesco si è impegnato a fondo. La carità deve però esprimersi anche nelle istituzioni ecclesiali, evitando inutili durezze che non sono conformi al governo di quella singolare realtà che è la Chiesa, con la sua legge fondamentale: amore, perdono, compassione. In ogni caso, tutto dipende dalla misericordia del Signore. Parole sante, Eminenza, parole santissime. Due zappe che arrivano al 340-670-9659. Walter: ciao Antonino, devo correggerti, mi dicono che fosse Napoleone a credersi Macron, hai ragione. Nella prima stesura della biografia di Macron così è scritto, tralasciando l'interpretazione di alcuni geroglifici dai quali si prevedeva l'arrivo dell'eletto. Grazie per avermelo precisato, Walter, è vero, era Napoleone che si credeva Macron. Non c'è mistero sul problema Spagna-Portogallo, c'è la grande mangiata di energia dei database, altro che hacker russi, sveglia Marco. Ok, che cazzate. Allora, andiamo ulteriormente avanti e io devo aprire per forza il dossier Becciu perché il Tempo dedica ampie paginate alla sua figura, eccolo qua. Che cosa è successo sostanzialmente ieri alla congregazione generale? Ecco qua, il collega Spuntoni lo scrive su Il Tempo. Il caso Becciu ha dominato sin dalla prima mattina la giornata di ieri, con la notizia pubblicata dal Tempo degli audio per condizionare la ritrattazione di Monsignor Alberto Perlasca, teste chiave contro Becciu nel processo Vaticano. Sapete, il processo per questo palazzo venduto a Londra, e poi insomma l'accusa è peculato e truffa. Becciu si sarebbe intascato dei quattrini in primo grado, attenzione, è stato condannato a 5 anni e 6 mesi, ci sarà l'appello il 22 di settembre, quindi è un presunto innocente. State a sentire, nonostante le ombre emerse sull'indagine legata alla possibile esclusione dalla Sistina, si è capito che all'interno del Sacro Collegio fossero ben pochi quelli disposti a schierarsi almeno pubblicamente a favore della causa del cardinale, quando, poco prima della quinta congregazione generale, il cardinale Giuseppe Versaldi era stato piuttosto freddo verso il confratello. Interrogato dai giornalisti all'ingresso del Petriano, il porporato piemontese ha risposto che il cardinale Becciu è persona molto stimabile, ma non è detto che una brava persona non possa fare del male. Posso fare un commento, permettete? Amici e guardati, si dice dalle mie parti. Non certo le parole migliori per supportarlo a ridosso della discussione decisiva in congregazione. I cardinali sono arrivati in aula nuova del Sinodo insofferenti per il troppo spazio dato alla vicenda che sta impedendo di affrontare seriamente le grandi questioni relative al futuro della Chiesa. Circolava la voce che quella di ieri fosse la giornata decisiva, in qualche modo lo è stata. Sono divenuti pubblici i documenti firmati dal Papa contro l'ingresso in conclave.
e Becciu ha scelto di prendere la parola per annunciare la sua disponibilità a non rivendicare il suo diritto. Un colpo di scena che il Tempo ha raccontato per prima alle 13 e che ha fatto il giro del mondo. Incalzato dalla nostra notizia, il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, si è limitato a dire che non c'è una deliberazione al momento. E infatti la deliberazione non c'è stata, perché, come abbiamo detto, è stato lo stesso Becciu ad annunciare ai suoi confratelli la possibilità di fare un passo indietro. Un discorso che ha colpito la platea e che ha lasciato a diversi confratelli la sensazione di essere testimoni di una vera e propria ingiustizia. Fuori dall'aula, due cardinali hanno commentato tra loro l'accaduto, confessandosi toccati dallo sfogo del prelato sardo e ammettendo di conoscere poco le ragioni dietro alla decisione del Papa. Ma era proprio necessaria questa impuntatura sull'esclusione in presenza di elementi così poco chiari? E già, perché vedete, a parte il fatto che secondo alcune ricostruzioni un cardinale si sarebbe alzato chiedendo, tra tanti confratelli che annuivano, scusate, ma perché ste carte vengono fuori solo adesso? Ma poi c'è anche un altro fatto. Hanno creato il martire. Ora, se l'avessero fatto votare, lui sarebbe entrato in conclave, avrebbe votato, non se lo sarebbe filato nessuno. Dopodiché il 22 di settembre avrebbe avuto il suo bravo appello al Tribunale Vaticano. Le cose sarebbero andate secondo diciamo così, giustizia. E poi dopo, a giugno del 2028, Becciu avrebbe compiuto 80 anni, non sarebbe stato più un cardinale elettore, si sarebbe potuto ritirare a Pattada a fare il vecchio saggio e la cosa finiva lì. Invece adesso, e questa è la cosa che li dovrebbe preoccupare, c'è una mina vagante che non entrerà in conclave, per carità, però voi vi immaginate questo che va alle congregazioni generali e chiaramente non avendo più tempo da perdere le dice di tutti i colori e le fa di tutti i colori, perché mica può venire il Papa a imporgli l'obbedienza e il silenzio, visto e considerato che il Papa non c'è per ora. Quello va lì, avvicina, sapete, tutti quelli di Tonga, di quei posti sgrausi lontani dal mondo, no? Le periferie esistenziali, e gli comincia a dire: vedi che quello è così, quell'altro è cosà, quell'altro ancora è cosà, ancora, vediamo che dobbiamo fare. E comincia a fare casino. Complimenti, che risultato meraviglioso. Anche perché, ribadisco, chi è che ha avuto in custodia queste carte? Ci sono altre carte del Papa? Chi le ha in mano? Chi se ne assume la responsabilità? Torno a ripetere, si sapeva chi avesse la responsabilità in quanto esecutore testamentario. Per Wojtyła Dziwisz, per Ratzinger Georg Einswein. Vi può piacere o meno Don Georg, quello che volete, ma lui era l'esecutore testamentario perché lui aveva una responsabilità. Qui chi è che ha la responsabilità? L'infermiere? Chi è che ha la responsabilità? Chi è che ha le carte? Dove sono? Miserando atque eligendo. Sempre il Tempo. Il Tempo dice: vabbè, vi spieghiamo un po' per quale motivo è stato spostato al 7 di maggio l'inizio del conclave, perché poteva cominciare il 5 o tutt'al più il 10. Sostanzialmente problemi di alloggio per il surplus di cardinali, prime mosse per testare gli equilibri interni alle diverse correnti, dietro lo slittamento dello scrutinio per l'elezione del nuovo Papa. Perché? Perché i cardinali sono 133 e tra l'altro non ci sono ancora tutti gli elettori. Occorre ricordare, scrive il Tempo, che nella Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis, che norma le regole e le procedure per l'elezione del Romano Pontefice, emanata da Giovanni Paolo II nel febbraio del 96, il pontefice polacco stabilisce all'articolo 37 che dal momento in cui la sede apostolica sia legittimamente vacante, si attendano per 15 giorni interi gli assenti prima di iniziare il conclave. Wojtyła prosegue poi: lascio peraltro al collegio dei cardinali d'anticipare l'inizio del conclave se consta
della presenza di tutti gli elettori, come pure la facoltà di protrarre, se ci sono motivi gravi, l'inizio dell'elezione per alcuni altri giorni, sottolineando tuttavia che trascorsi però al massimo 20 giorni dall'inizio della sede vacante, tutti i cardinali elettori presenti sono tenuti a procedere all'elezione. Due quindi i punti fondamentali da capire per l'interpretazione della decisione presa ieri nella prima congregazione generale. Il primo: ci sono stati motivi gravi per ritardare, sebbene di poche ore, l'ingresso in conclave? Secondo: da che giorno si è inteso conteggiare l'inizio della sede vacante? Su quest'ultimo punto Matteo Bruni, direttore della sala stampa della Santa Sede, nella conferenza con i giornalisti accreditati ha risposto che il 15° giorno sarebbe stato considerato il 6 maggio e non si capisce bene perché, dato che il Papa è morto nelle prime ore del 21 aprile. Quindi, a rigor di logica e matematica, il 15° giorno di sede vacante avrebbe dovuto essere il 5. Di motivi gravi pare non ce ne siano stati. Sempre Bruni ha spiegato che la data del 7 maggio, hai visto, è stata scelta sia per dar modo ai cardinali di conoscersi e parlare più approfonditamente, sia per esigenze organizzative e di allestimento dei locali predisposti per il conclave. Su questo punto il numero 1 della sala stampa vaticana si riferiva probabilmente alla necessità di approntare ulteriori alloggi per i cardinali, dato che a Santa Marta non c'è abbastanza spazio per tutti i 134 su 135 elettori che attualmente hanno confermato la propria presenza. In merito a questo problema d'ordine abitativo è stato fatto sapere che probabilmente alcuni porporati verranno alloggiati nella vicina Santa Marta Vecchia, che in effetti è un antico edificio distante pochi metri da quella ristrutturata sotto il pontificato di Giovanni Paolo II, proprio per ospitare i cardinali in conclave, dove Papa Francesco ha deciso di rimanere fino alla sua morte. È però anche probabile che alcuni porporati abbiano pianificato scientemente di smontare i piani prestabiliti nei giorni scorsi, anche per far notare il proprio peso, e questi sarebbero i conservatori, facendo capire che senza il loro consenso non si decide nulla, soprattutto il nuovo Papa. Ci vorrà per forza un Papa di mediazione, perché se no sarà un conclave lungo, non sarà una cosa veloce come sosteneva il cardinale Marx. Infatti di lui se ne occupa, per la gioia del nostro Walter, se ne occupa Roberto Giardina su Italia Oggi. La terzina papale in Germania: per il cardinale Marx il conclave durerà un paio di giorni, credici. Tra i favoriti 3 cardinali italiani, Zuppi, Pizzaballa e Parolin, il più probabile. Cosa dice il buon Roberto Giardina? I cardinali tedeschi non hanno chance. Reinhard Marx, 72 anni, fu nominato a Ratzinger, non è un conservatore, ma si è scontrato con Bergoglio. Io non avrò alcuna influenza sulla nomina del pontefice, dichiara, ma il conclave durerà appena un paio di giorni. E risponde con ironia a chi gli chiede se potranno scegliere lui. Lo esclude anche solo per il mio nome. Il cardinale di Colonia, la più ricca diocesi al mondo, Rainer Maria Wölki, 69 anni, forse troppo giovane. Bergoglio lo accusò di aver taciuto sui preti pedofili e aver provocato l'uscita dalla Chiesa di molti fedeli. Lo pensano anche molti tedeschi. Il cardinale che piace a Trump è Gerhard Ludwig Müller, 79 anni. È sempre stato critico su Francesco. Neanche un papa può cambiare la dottrina. Benedetto le unioni omosessuali, ma il matrimonio per la Chiesa è solo quello tra uomo e donna. E alla vigilia del conclave vorrebbe venisse accolto anche il cardinale Becciu, che Bergoglio ha voluto condannare senza prove. Se Müller venisse eletto, i primi a sorprendersi sarebbero i tedeschi. Difficile che Müller possa essere eletto, però certo può avere tranquillamente un ruolo di kingmaker, e non da poco, aggiungerei, e non da poco. Le 8:22 minuti e 29 secondi. Nel frattempo noi andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. Continuate a mandarci le vostre zap o WhatsApp al 340 670 9659 se avete voglia ovviamente di commentare e dire la vostra. E allora andiamo a vedere che guai sono successi in Spagna. Fermi tutti. Abbiamo altre 2 zappe. Luca da Brescia: ciao mitico Antonino, ciao mitico Luca.
In riferimento al blackout di Spagna, Portogallo e parte della Francia c'è, a detta di fonti ministeriali spagnole, un problema dovuto a un calo quasi repentino di energia consumata. Praticamente in 5 secondi sono venuti a mancare poco più di 15 gigawatt, pari al 60% del consumo dell'intera Spagna. Questo, dalle prime verifiche tecniche, pare sia stato causato dall'immissione improvvisa in rete di una grande quantità di energia prodotta da pannelli solari, i quali, avendo una frequenza più bassa rispetto a quella normale, ha causato un malfunzionamento a catena, spegnendo centrali e mettendole in protezione. Attendiamo sviluppi. Ancora, Marco da Milano: il fascino della violenza che dà corpo alla sensazione di avere un potere assoluto e prevaricatore sull'altro è la condizione da reprimere, da educare i giovani ad allontanarsi da questi schemi. Il nostro Marco da Milano. Sono d'accordo con te. A maggior ragione forse quando si parla del povero Ramelli, la sinistra, l'ANPI e compagnia bella potrebbero anche evitare di parlare a vanvera, visto che il povero Ramelli venne preso a sprangate con l'AZ-36 e morì in una maniera atroce, perché colpevole di aver scritto un tema, signore e signori. Non aveva fatto altro. Ma giustamente, si fa per dire, i compagni, e non stiamo parlando di compagni di scuola, che imperversavano nel suo istituto, decisero che bisognava dargli una lezione, la lezione gli è costata la vita. Complimenti. Allora, sì, io lo voglio ricordare Ramelli, per cui a maggior ragione andiamo su Il Giornale, poi passiamo a parlare anche di altro, non vi preoccupate. Ma io voglio ricordare Sergio Ramelli, ragazzo, che è morto a 19 anni perché semplicemente aveva scritto un tema, e questa cosa è orribile, veramente orribile, per aver espresso le sue opinioni. Andiamo a cercare l'intervento di Giorgia Meloni, che eccola qua, pagina 8 del Giornale. Difendete le vostre idee come Ramelli. Il video messaggio di Meloni ricorda il giovane massacrato 50 anni fa a Milano. Ancora oggi, a 50 anni dalla morte di Sergio Ramelli, c'è una minoranza rumorosa che crede che l'odio, la sopraffazione e la violenza siano strumenti legittimi attraverso cui affermare le proprie idee. Ai ragazzi che vogliono dedicare la propria vita a ciò in cui credono, voglio dire: non fatevi ingannare da falsi profeti e cattivi maestri. Difendete le vostre idee con forza, ma fatelo sempre e soprattutto con amore, come faceva Sergio. La premier Giorgia Meloni ha voluto ricordare l'ex militante diciottenne del Fronte della Gioventù, aggredito a colpi di chiave inglese sotto casa il 13 marzo del 75 da militanti di avanguardia operaia. Morì dopo 47 giorni di agonia il 29 aprile. Nel messaggio video trasmesso ieri all'evento, le idee hanno bisogno di coraggio, promosso da Fratelli d'Italia e dal Circolo Culturale Il Tricolore a Milano, ricorda che siamo reduci da giorni intensi in cui la scomparsa del Santo Padre ci ha portati a riflettere su temi profondi come misericordia, pietas, perdono. Ed è terribilmente difficile accostare questi valori alla vicenda di Ramelli. Una morte tanto brutale, tanto assurda, e forse proprio per questo diventata simbolo per i militanti di destra di tutta Italia. Essere liberi in quei tempi comportava una forte dose di coraggio e persino incoscienza. Sergio amava l'Italia più di ogni altra cosa e aveva deciso di dirlo al mondo senza odio e senza intolleranza. Meloni ricorda invece che persino celebrarne il funerale fu un'impresa. La sua storia l'ha raccontata chi ha ricercato incessantemente verità e giustizia o mamma Anita. Oggi, dichiara Meloni, dopo quasi 50 anni quella memoria che per troppo tempo è stata soltanto di una parte inizia a essere più condivisa nel tentativo di ricucire una ferita profonda nella coscienza nazionale che deve accomunare in uno sforzo di pacificazione e verità tutte le vittime innocenti dell'odio e della violenza politica. Il governo ha dedicato un francobollo alla memoria di Ramelli, molto più di un gesto simbolico, sottolinea, significa affermare che la sua vita e la sua morte sono un pezzo della storia d'Italia con cui tutti dobbiamo imparare a fare i conti, a destra e a sinistra. Significa ricordare che la libertà non è mai scontata. Dobbiamo raccontare ai nostri figli che c'è stato un tempo in cui per le proprie idee si poteva essere costretti a cambiare scuola, si poteva essere aggrediti, persino essere uccisi da carnefici che neanche ti conoscevano, in una spirale di odio cieco e violenza che si è trascinata per troppi anni.
Va raccontata a Verte non solo per onorare chi ha pagato il prezzo più alto, ma per imparare a riconoscere subito i germi di quell'odio e violenza e neutralizzarli subito, impedire loro di generare nuove stagioni di dolore, perché accada mai più. Ecco, appunto, mai più. Onore a te, Sergio Ramelli, onore a te. Allora, passiamo adesso alla questione del blackout spagnolo, che effettivamente è stata una scena clamorosa. Siamo su Repubblica, blackout in Spagna, il mondo si spegne senza elettricità e tecnologia, un salto indietro nel tempo. A Valencia non vanno telefoni, wifi, carte di credito, i semafori sono fuori uso, gente disorientata, incidenti stradali, rischio crimine, la polizia, noi inermi. Vediamo un po' che cosa succede. Sta di fatto che arrivando in Spagna sembra di vivere in una sorta di day after. Fili ovunque, nessuna informazione, disagi di ogni tipo, tutti che vagano come fantasmi con lo smartphone tra le mani alla ricerca del campo. Qui è tutto fermo, dice Miguel, un poliziotto della Guardia Civile all'aeroporto di Valencia, e nessuno sa niente. E noi non possiamo fare niente. State attenti, dovete cavarvela da soli. Niente elettricità, niente comunicazione, niente WhatsApp, niente email, niente Google Map, niente pagamenti elettronici. Una società tecnologica che piomba all'improvviso nell'età della pietra. C'è un silenzio strano che assorda e una calma che allarma. Il vociare è mesto, nessuno di certo urla al telefono, ma tutti si guardano intorno per cogliere una qualche certezza che dia fiducia, per verificare che almeno una delle vecchie abitudini resiste all'onda d'urto del zero elettricità. Atterrata a Valencia con diverse ore di ritardo, allora c'è una prima novità assoluta. Il bip bip dei telefonini che si riaccendono non esiste più. Nessuno che annuncia a qualche amico o parente sono arrivato. Il mondo fuori però è ancora più pieno di sorprese. Funziona un solo nastro per la riconsegna dei bagagli. Il gruppo elettrogeno nello scalo valenziano non può fare di più. Però c'è prima ancora qualcosa a cui aggrapparsi. La rete wifi funziona. Un sospiro di sollievo, uno squarcio di modernità, ma con i confini angusti della sala arrivi. Solo all'interno, serve a poco. Un passo e la linea scompare. Il problema a quel punto è come lasciare l'aeroporto. La metro è ferma, i bus rarissimi presi d'assalto da viaggiatori e inondati di valigie. Uno tsunami umano. La fila per i tassi è lunga un paio di chilometri, ma soprattutto come si paga? Le carte di credito sono inutilizzabili. Altro che uscita dallo SWIFT, il circuito finanziario. Questo è ben di più. Le 8:31 minuti, andiamo in pausa, sentiamoci il meteo, la pubblicità e poi torniamo dopo aver ascoltato Pino Mango con Oro 1984. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Si avvicina all'Italia l'anticiclone africano e ciò garantirà oggi bel tempo quasi ovunque. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cieli anche pressoché sereni, qualche nube sparsa su Toscana, Sardegna, nonché all'estremo sud, ma senza ulteriori conseguenze. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno interessare le aree alpine del Triveneto e quelle interne e appenniniche del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Eccoli qua i miei amici di Radio Libertà, buongiorno, la primavera alle porte, si sente il profumo, si comincia adesso a sentirne il profumo. Saluto la regia, saluto i giornalisti, Cainarca, saluto i lucisti, insomma, buongiorno a tutti. Allora, devo togliermi questa mattina, qualche volta succede, un paio di sassolini. Allora, un paio di sassolini che ce l'ho qua adesso e togliamoci questi sassolini. L'olio Acerbis
lo conoscete, c'è chi lo acquista da 25 anni, costa 84 euro. Quest'anno è 2 anni che costa 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, il trasporto non lo pagate. Volete l'analisi chimica dell'olio, ce le chiedete, ve le mandiamo. Le analisi chimico-fisiche, quelle vere, ve le mandiamo. Così le fate vedere all'esperto vicino di casa, c'è sempre un esperto che dice, e ve ne mandiamo 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro. Un olio oggi in qualunque supermercato che vedete lì, sono lì, no? Super offerta, prendi 3 paghi 7, insomma costa intorno ai 12 euro, 11,50 euro, 12 euro. Ma se facciamo anche 11 euro, il nostro costa 14 euro, 3 euro di differenza. Tra il nostro olio Acerbis, che conoscete, è un olio che va bene, 3 euro di differenza. Voi consumate di media, una famiglia consuma 6 bottiglie in 2 mesi di olio, 2 mesi. Quindi sono 18 euro 2 mesi. E voi, perché voi siete molto attenti, e qualcuno per 18 euro di olio extravergine di oliva, che è il principe indiscusso della tavola, che fa la differenza, che insomma è un prodotto importante, ancora più del vino per certi versi in tavola, per 18 euro? Io trovo ancora quelli che mi dicono però Acerbis, io l'ho trovato a meno, al supermercato a 11, allora tutti questi anni non sono serviti a niente. Vuoi l'olio Acerbis? Ti fai un'esperienza, prendi uno spaghettino del 5, del 5 chiaramente italiano, lo fai un pochettino al dente, un giro di olio Acerbis, un po' di formaggio, annusa, mangia e fai una delizia. 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, il trasporto non lo pagate. Io non ne ho quasi più, prenotatelo l'imbottigliamento per aprile, 030 68 40 408, oppure olioacerbis.com, perché l'olio Bu, come diceva il mio nonno, serve sempre a regalo. Vi voglio bene, ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Rieccoci, sono le 8:39 minuti e 56 secondi qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi e naturalmente noi andiamo avanti con la nostra rassegna stampa e in particolare devo fare una comunicazione di servizio. Francesco, scusa, ti sto scrivendo il nome dell'ospite per il cui Parlamento perché mi accorgo di non averlo messo nel copione di oggi e mi scuso con te. Però alle 8:45 avremo ovviamente l'ospite. Ti segno anche il numero di telefono in modo tale che così ci siamo tutti. Ecco qua. Perfetto, grazie a te, scusami. Allora, stavo dicendo di questo blackout della Spagna, scene veramente assurde. Tra l'altro, mentre io leggevo questa cosa, la lettera 35 che sta qua sotto la scrivania ha fatto una sghignazzata che la metà è bastata. Non so se si è sentita nel microfono. Scatta lo stato di emergenza, siamo sempre su Repubblica, Sanchez non uscite di casa, al buio anche il Portogallo, quando la luce si è spenta in Spagna, Portogallo e alcune zone del sud della Francia, la maggior parte della popolazione si trovava nel pieno dell'attività di un lunedì post festività pasquali, chi al lavoro, chi in viaggio, chi in ascensore. La prima emergenza arrivata sulle linee dei vigili del fuoco è stata quella di estrarre chi era rimasto bloccato. Nella sola Madrid gli interventi sono stati oltre 200 e c'era la situazione cruciale degli ospedali che sono riusciti a portare avanti le attività essenziali grazie all'utilizzo dei generatori. Poi c'è stata la gestione dei trasporti con i vagoni nella metropolitana rimasti bloccati, treni fermi, nella serata di ieri erano ancora 11 quelli da evacuare. Il trasporto aereo a singhiozzo con ritardi e circa il 20% dei voli soppressi, i semafori andati in tilt col traffico impazzito e i passanti che si improvvisano vigili urbani. Mentre nei Paesi Baschi francesi il servizio è stato subito ripristinato, così come in alcune comunità nel nord della Spagna, ieri notte molte zone della penisola iberica erano ancora senza corrente. È stato un blackout eccezionale, ha spiegato il responsabile della rete elettrica spagnola Eduardo Prieto. Anche le comunicazioni sono saltate con linee telefoniche rallentate, connessioni internet instabili, corsa ad acquistare power bank e radio a transistor per ascoltare le notizie. Infine c'è stata la caccia alle scorte con lunghe file davanti ai pochi supermercati rimasti aperti e la corsa ai bancomat per accaparrarsi i contanti e riuscire ad aggirare il blocco dei pagamenti con carta. Una piccola precisazione a proposito del dato degli 11 treni che sono stati evacuati solo in serata, ed è questa. Pensate che la Spagna in Europa ha la più vasta rete ad alta velocità. Direte voi e chi se ne frega? No, il punto è questo. Mentre da noi appunto ci sono l'Italo o le ferrovie dello Stato che sostanzialmente fanno il trasporto, diciamo così, di un certo livello per un certo budget previsto dagli utenti, in Spagna hanno le cosiddette si chiama le cercanías, cioè loro hanno un servizio di alta velocità per pendolari e quindi voi la mattina partite da 200 chilometri prima di Madrid in un treno affollato di sola seconda classe tipo le nostre automotrici su cui viaggiamo per andare a Milano, per raggiungere le grandi città, solo che quelle viaggiano a 250 km all'ora e vi portano in massa alla stazione di Puerta de Atocha a Madrid. Quindi provate a immaginare in questi 11 treni quanta gente ci poteva essere ieri sera e quanta gente fosse incazzata come bisce perché già c'è il problema di arrivare al posto di lavoro e poi magari il treno si ferma perché la corrente elettrica non c'è più. Cioè, da mettersi veramente le mani nei capelli, ragazzi, da mettersi veramente le mani nei capelli. La cosa che più stupisce però, se ci pensate, è il modo in cui ormai siamo così abituati a delegare tutto a questo pippolo di alluminio e vetro che è il cellulare, lo smartphone,
al punto che se vai in tilt non c'è più il segnale, non c'è più Google Maps, non c'è più il navigatore, non c'è più niente e non si sa più orientarsi con una mappa stradale o qualcuno di voi ora si metterà a piangere col tutto città. Comunque, adesso qui Parlamento. Qui Parlamento. E allora io voglio salutare l'onorevole Marco Dreosto, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, un caro saluto a tutti gli amici di Radio Libertà. Ecco appunto, allora intanto ben trovato. Senta, senatore, le volevo dire questo, parliamo un pochettino di DPF, come vanno le cose? Pronto? Ecco, adesso Sì. mi sento. Ecco, Ma diciamo che tutto sommato dobbiamo dire che il lavoro che sta facendo il nostro ministro è un lavoro eccellente in un contesto evidentemente storico particolarmente complicato, e penso che insomma l'abbiamo dimostrato con i fatti, la credibilità che oggi ha il Paese anche rispetto al rating internazionale che sta migliorando rispetto a quelli che sono anche la richiesta di titoli di Stato da parte non solo di investitori privati ma anche pubblici, banche europee, dimostra tutto sommato che l'Italia ha una credibilità, l'Italia è un paese in salute. Certo, c'è tanto da lavorare, noi sappiamo che l'impegno è grande e ripeto, il momento storico richiede anche una capacità di gestione particolare. Però insomma gli strumenti che abbiamo messo in atto sono assolutamente adeguati e ritengo che questo governo con una Lega che tiene i cordoni della borsa possa davvero fare bene per gli italiani, per le imprese italiane, per i cittadini italiani e soprattutto anche per le amministrazioni locali che hanno sempre bisogno del supporto dello Stato in quelle che sono le loro attività quotidiane di gestione dei territori. Senta, diciamo così, a livello economico, possiamo sperare in una ripresa del nostro paese, in una crescita sopra il 2%, anche arrivare al 3%, dico. Cioè, si può tornare ad avere dei tassi di crescita così in Italia o ci toccherà zoppicare per anni? Ma io penso, guardi, che in generale la congiuntura internazionale determini poi anche il PIL e la crescita economica dei singoli paesi. Sicuramente però noi abbiamo una marcia in più. Il nostro tessuto industriale, in particolare quello fatto di piccole e medie imprese, di cui è ricco in particolare poi il Nord Italia, sono sempre state e penso che saranno anche in futuro quel motore che ci permetterà di rilanciare l'economia. Certo, ripeto, il contesto economico globale è difficile, abbiamo ancora in atto una guerra ai confini dell'Europa che condiziona fortemente ad esempio l'export, in particolare del Nord Italia verso Ucraina e verso Russia. Abbiamo una Germania che è debole, ricordiamolo che avere una Germania debole non è particolarmente vantaggioso per il nostro paese perché la nostra manifattura fornisce molte industrie tedesche e questo è un fattore ovviamente che limita la crescita. Sicuramente il problema dei dazi ha generato una sorta di panico generale che in questo momento sta condizionando anche alcuni aspetti. Però guardi, io ieri sera ero a cena con alcuni imprenditori friulani e quello che le posso dire è che ci sono molti segnali positivi perché tutto sommato, nonostante la situazione congiunturale globale, le nostre imprese tengono e la nostra economia è pronta non appena vi siano le condizioni a quel rilancio che ci permetta, come ha detto lei, di far crescere il nostro prodotto interno lordo e avere poi una crescita appunto che sia di soddisfazione. Io penso che l'Italia possa farcelo proprio perché ha una struttura economica importante. Poi voglio ricordare per ultimo, ma non meno importante, che il nostro paese fosse l'unico paese in Europa che ha un governo stabile, un governo di centrodestra stabile, che sta dimostrando con i fatti, attraverso numerose iniziative, di ben fare proprio per il tessuto produttivo.
Senta, la questione dei dazi. Allora, questa guerra tra l'America e la Cina, questa guerra tra l'America e l'Europa, ci si arriva o riusciremo a evitarla per un pelo? Ma io penso, guardi, che l'Europa sia stata fortemente, diciamo, la produttività europea, l'economia europea sia stata fortemente condizionata dalla Cina. Cina che evidentemente ha portato a casa non solo risorse europee ma anche sviluppo di tecnologie da cui oggi purtroppo molti paesi dipendono. E mettere un freno e cercare in qualche maniera di compensare con una diciamo alleanza occidentale, quindi Europa e Stati Uniti, a questa predominanza cinese che c'è stata fino ad oggi, io penso che possa essere un po' la chiave di volta per limitare evidentemente questo problema che è stato molto allarmante dei dazi, ma soprattutto per diciamo, creare in Europa in particolare quelle condizioni di crescita anche attraverso lo sviluppo di tecnologie che avevamo dato ad altri per un futuro che possa in qualche maniera riportare industrie nel continente. Io guardi, sono molto fiducioso che la collaborazione tra Stati Uniti ed America possa passare attraverso questi nuovi rapporti. Abbiamo visto che dopo insomma, i primi spot di Trump, che doveva anche dare una risposta al proprio elettorato e all'America che evidentemente si aspettava, lui l'ha detto, voglio ricordarlo, in campagna elettorale, che avrebbe rilanciato l'economia americana, oggi probabilmente questa cosa si è un po' alleggerita, lui stesso ha capito che non è che dalla sera alla mattina che si riporta la produttività negli Stati Uniti. Voglio ricordare, perché forse non è saputo di più, ma in America c'è un problema anche di manodopera, cioè non ci sono persone e quindi riportare imprese per poi non riuscire a riempirle attraverso i lavoratori sarebbe un grosso problema. Trump d'altro canto sta facendo una grossa battaglia contro l'immigrazione e, insomma le due cose un po' collidono e in questo l'Europa, e io dico in particolare l'Italia, che vediamo essere protagonista anche nelle trattative, anche nei rapporti internazionali, può essere davvero un po' lo strumento che è utile in questo momento al nostro continente. Molto bene. Senta, quali saranno i suoi prossimi impegni? Ma allora guardi, di impegni ce n'è moltissimi. Sicuramente, guardi, noi abbiamo molte iniziative in atto in Parlamento e al Senato che vogliono essere iniziative proprio di supporto ai cittadini, di supporto alle imprese e per favorire lo sviluppo. Sappiamo che oggi le istituzioni sono fortemente impegnate anche in quel progetto di riforma che, voglio ricordarlo, non è che lo vuole esclusivamente il centrodestra, ma è un progetto di riforma che è previsto dagli impegni che abbiamo preso con l'Europa per avere le risorse del PNRR, e quindi ci sono alcuni temi importanti che dobbiamo assolutamente portare a casa. Non abbiamo dimenticato, anzi stiamo lavorando fortemente con il ministro Calderoli per arrivare al completamento dell'autonomia differenziata. Il premierato è un altro tema che è sul tavolo. Io guardi, vengo dal Friuli Venezia Giulia e voglio dare anche una bella notizia ai nostri ascoltatori. Stiamo lavorando per riportare in Friuli Venezia Giulia le province elettive che diano ai nostri cittadini la possibilità di avere questo supporto alle amministrazioni, che supporta i territori, e che purtroppo in Friuli Venezia Giulia il governo di sinistra, il governo di Deborah Serracchiani, aveva cancellato. Molto bene, allora io la ringrazio del suo tempo e insomma al piacere di risentirci presto. Grazie, un caro saluto e una buona giornata agli ascoltatori di Radio Libertà. Grazie senatore. Qui Parlamento. E allora questo era il senatore Marco Dreosto. Adesso facciamo un patto, sono le 8:54 minuti e 13 secondi. Facciamo una bella cosa, io adesso vi do due ultimi temi di riflessione, poi dopo le 9:05 apriamo il telefono allo 0292947222. Scusate, ve lo ripeto perché mi è scivolato il 2 finale, 0292947222, in modo tale che così passiamo a commentare la rassegna stampa di quest'oggi, a commentare
i pezzi che abbiamo visto nel corso di questa nostra conversazione. Tema numero 1, il riarmo. Parte la corsa tedesca, vale oltre 62 miliardi l'anno. L'Europa del dopoguerra, scrive il Fatto Quotidiano, è finita. La grande bottegaia, inizia la grande conversione di un pezzo della sua malmessa manifattura in industria bellica o della difesa. Detto in altre parole, è iniziato il riarmo della Germania, nazione uscita forzosamente pacifista dal secondo conflitto mondiale. Giovedì scorso il ministro delle finanze uscente Jörg Kukis ha scritto alla Commissione UE per attivare la clausola di salvaguardia nazionale che consente di scorporare dal deficit pubblico le spese per la difesa. L'aggressione russa in Ucraina e il mutato contesto della sicurezza globale, ha scritto Kukis, richiedono un significativo rafforzamento delle capacità di difesa con un impatto importante sulle finanze pubbliche. La scappatoia finale per le armi, secondo von der Leyen e soci, andava richiesta entro fine aprile, ma il termine non è vincolante e finora solo Berlino l'ha fatto. Qualcuno seguirà, il Portogallo e la Slovenia certamente, poi dovrebbero arrivare almeno Polonia, Belgio, Bulgaria. Altri grandi paesi europei invece, a partire da Francia e Italia, non paiono dell'idea. Vincoli europei o no, non hanno lo spazio fiscale necessario a fare tutto quel che chiede l'UE e poi chiederà la NATO. Tradotto, il riarmo europeo sarà il riarmo della Germania, che potrà scorporare dai suoi conti investimenti bellici aggiuntivi fino all'1,5% del PIL ogni anno nel quadriennio 2025-28. In soldi, visto che il PIL nominale tedesco è previsto superare i 4.150 miliardi, fanno oltre 62 miliardi annui da oggi al 2028, che si aggiungeranno ai circa 86 miliardi del budget della difesa tedesca nel 24 stimati dalla NATO. Erano solo 54 nel 2021. È un pezzo questa attivazione della clausola di salvaguardia del megapiano di investimenti da 1.000-1.500 miliardi di euro in 10 anni in difesa, infrastrutture e transizione energetica, spiccioli, su cui sta per nascere il prossimo governo tedesco, quello del conservatore Friedrich Merz, previa modifica della Costituzione. Questa potenza di fuoco, affidata a un bilancio nazionale che non ha concorrenti nell'UE, nell'arco di un lustro ridisegnerà il vecchio continente, rendendo l'attuale, relativamente piccola industria bellica tedesca il centro della manifattura europea. Per capirci, Rheinmetall fatturava 5 miliardi di euro nel 21, l'anno scorso è arrivato a 10, entro il 2030 stima di raggiungere i 40 miliardi, anche producendo in ex fabbriche di automobili in via di dismissione. Com'è possibile? Semplice. Rheinmetall conta di accaparrarsi un quarto degli investimenti tedeschi in sistemi d'arma e una bella fetta anche di quelli degli altri, anche se una gran parte di quelle spese, soprattutto nel caso tedesco, finirà comunque negli Stati Uniti. Andiamo benissimo, andiamo. Vi dicevo, su Repubblica, tra l'altro, a pagina 15, si parla sempre di Rearm Europe e Matteo Salvini boccia il Rearm, follia, per Crosetti invece è utile e necessario. Ieri il leghista, cioè Matteo Salvini, ha definito follia la politica di riarmo, uno slogan che sempre Crosetto si incarica implicitamente di contestare quando spiega la necessità politica e strategica di rispettare gli impegni, a partire dai nuovi parametri che Donald Trump pretenderà dai partner NATO. Non parlo di riarmo, ma di costruzioni di capacità difensive nazionali e da fornire alle nostre alleanze. Non mi pare che nessuno si sia mai detto contrario a queste necessità e impegni. Sono le 8:58, abbiamo ancora 2 minuti, quindi io voglio segnalarvi questa storia che arriva da pagina 17 della Stampa. Allora, c'è stato un drammatico femminicidio, no? Questa è la verità, un drammatico femminicidio nei giorni scorsi, eccola qua, e Torino, il procuratore Parodi, se lei avesse caricato il dispositivo non sarebbe morta. Le associazioni, inaccettabile dare la colpa alla vittima. Uccise Rowa, condannato all'ergastolo, bufera sul PM per le frasi sul braccialetto. Questa è Rowa Nabi, uccisa dall'ex marito Abdelkader Ben Alaia, 48 anni, il 23 settembre nell'alloggio della giovane.
Cosa ha detto il procuratore aggiunto nonché presidente dell'ANM Cesare Parodi, che è PM nel processo? Ha detto sostanzialmente questo fatto, cioè Rowa aveva questo dispositivo, questo braccialetto elettronico e in particolare, diciamo, il futuro assassino di Rowa aveva il braccialetto elettronico e cosa hanno confermato i vicini di casa? Il braccialetto non faceva mai bip, aveva rivelato il figlio della donna ai servizi sociali. Fastweb, la compagnia che gestisce il braccialetto, ha più volte ribadito, ha sempre suonato, non era rotto. L'unica relazione agli atti scritta ai carabinieri chiesta dalla procura cita 4 alert che sarebbero partiti pomeriggio e sera del femminicidio dal dispositivo in dotazione a Rowa, che era collegato al braccialetto elettronico dell'assassino. In occasione degli allarmi, spiega l'avvocata di parte civile Stefania Agagliate, non si sono attivate le forze di polizia. Il dispositivo di Rowa si è spento alle 3:47 del 24 settembre. Lei è morta alle 23:20, poteva essere salvata. Ieri in aula il procuratore aggiunto Cesare Parodi, prima di chiedere l'ergastolo per l'imputato difeso dagli avvocati Rocco Femia e Ruggero Marta, ha detto: non è vero che il braccialetto non ha funzionato, sono come i cellulari, vanno ricaricati. Nel caso di Rowan il dispositivo non è stato caricato né dall'imputato né dalla donna. Noi cerchiamo di dare tutela massima alle persone offese, ma possiamo pensare che questa donna non ha in qualche modo rischiato la vita sapendo che il braccialetto era scarico? Se l'avesse caricato sarebbe scattato l'allarme e lui sarebbe andato in carcere. Le parole del magistrato hanno suscitato brusii e sguardi sgomenti tra il pubblico. È inaccettabile che in un processo per femminicidio si dia ancora una volta la colpa alla parte offesa, sostenendo che sia stata lei a sbagliare, dichiara Silvia Lorenzino, componente delle avvocate della rete Dire. Aggiunge: se i dispositivi segnalavano anomalie, dovevano essere fatti verifiche. Vogliamo sapere perché Rowa è stata uccisa. Raffaella Carena, avvocata di Telefono Rosa, precisa: la misura cautelare inflitta all'imputata è protezione della donna. L'uomo doveva rispettarla a prescindere dal funzionamento del braccialetto elettronico. Mi pare che non l'abbia affatto rispettata. Pausa e pubblicità. Il buono è il cattivo. Mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 12 alle 13 Che giorno è? Con Pierluigi Pellegrin. Ed è tutto magna magna con Sammy Varin. Brutto non ascoltarli. Ladri in casa o in azienda? Prima è meglio che dopo. Oggi la soluzione si chiama Dialogos e passo subito la parola e do il benvenuto alla ditta Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Vi prego di prendere carta e penna perché vi do subito il numero di telefono che potete chiamare per proteggere voi e la vostra casa 24 ore su 24. Questo è il numero di telefono che potete chiamare per il sopralluogo gratuito 389 11 89 705, ripeto 389 11 89 705. Vi ricordo che io rappresento Sicurbet, tecnologie per la sicurezza, siamo produttori dell'antifurto Dialogos, progettato e costruito interamente in Italia, antifurto che può gratuitamente essere collegato alle forze dell'ordine di zona, ovviamente previa vostra richiesta. E quindi cosa succede? Una volta installato l'allarme, che si installa senza fili, quindi non ci sono muri da rompere, lo potete tenere inserito giorno e notte a finestre aperte o chiuse senza nessun problema. Se avete degli animali in casa potete tenerli liberamente. Se l'allarme scatta vi avvisa immediatamente e avvisa chiaramente le forze dell'ordine qualora vi siate collegati. Ripeto il numero di telefono 389 11 89 705.
Vi ricordo che l'antifurto è anche coperto da una garanzia integrale totale per 2 anni con sostituzione gratuita del prodotto nel caso si dovesse guastare. Una garanzia del genere so che non la offre nessuno, ecco. Per cui voi valutate, abbiamo varie soluzioni, chiaramente anche videocontrollo, quindi telecamere, sensori da giardino, telecamere intelligenti e via dicendo. Vi ripeto il numero di telefono che è 389 11 89 705. Un saluto a tutti e ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? E allora alle 9, 5 minuti e 52 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà chiudiamo la rassegna stampa con queste 3 cose. La prima, Garlasco, siamo sul Libero. Daniela Ferrari, mamma di Sempio, lo sapete, l'amico del fratello di Chiara Poggi che ora è oggetto insomma di nuove indagini per questa presenza, o meglio, per questo profilo genetico dell'indagato col cromosoma Y rinvenuto sulle unghie della povera Chiara Poggi. Daniela Ferrari, mamma di Sempio, si è presentata ieri mattina nella caserma dei Carabinieri del nucleo investigativo di Via della Moscova a Milano. Ma quello che nelle intenzioni doveva essere un lungo colloquio si è risolto in pochissimi minuti, 8. A ogni domanda una sola risposta. Su questo punto mi avvalgo della facoltà di non rispondere, in quanto prossimo congiunto dell'indagato. E poi il lieve malore della donna che ha portato alla decisione di interrompere la verbalizzazione e congedare anzitempo la teste. Nelle intenzioni dei Carabinieri c'era l'idea, oltre che chiedere conto delle affermazioni mandate in onda dalla trasmissione Le Iene, e in merito a presunti scambi di atti con legale della famiglia Poggi prima dell'interrogatorio di suo figlio Andrea nel 2017, di ripercorrere quanto fatto dalla donna la mattina dell'omicidio, riprendendo le domande che le erano state già rivolte il 6 ottobre 2008 e il 15 febbraio del 2017 in qualità di semplice testimone e poi di madre di un indagato, ma la posizione di Andrea era stata poi archiviata nel 2017. In quelle occasioni, davanti alla PM di Pavia Giulia Pezzino e l'allora procuratore aggiunto Mario Venditti, la madre di Sempio aveva raccontato di essersi svegliata verso le 7:30, di essere uscita di casa alle 8:15 per andare prima in un negozio per far fare il telecomando del cancello ed aver fatto la spesa in un supermercato di Gambolò, quindi di essere tornata verso le 10 per lasciare la macchina al figlio. Sulla questione dello scontrino del parcheggio, presentato da Sempio nel 2008 come alibi, aveva spiegato che è stato ritrovato da mio marito sulla macchina. Io ho avuto l'idea di tenerlo, perché essendo successo un fatto così grave, ho immaginato che avrebbero sentito gli amici di Marco Poggi, fratello della vittima, per sentire che cosa avessero fatto. Ancora, nel frattempo, a Bollate, Alberto Stasi ha sperimentato il primo giorno di semilibertà, diventata effettiva dopo il provvedimento del Tribunale dell'11 aprile scorso. Una giornata di fatto molto simile a quelle vissute negli ultimi tempi, ma con meno ristrettezze e meno obblighi. L'ex bocconiano da ieri può andare a lavorare nell'ufficio del centro di Milano, dove è assunto a tempo indeterminato come contabile, scegliendo il mezzo che preferisce. Gli sono stati restituiti i documenti, compresa la patente, e gestendo poi il tempo libero senza vincoli, fino all'ora stabilita per il rientro. Può stare fuori dal carcere più di 12 ore. Le poche restrizioni rimaste riguardano bere alcolici, fumare, assumere droghe, frequentare pregiudicati o portare armi. Non è previsto invece che Stasi debba frequentare delle comunità. Quanto alla questione Monreale, sempre su Libero, la strage di Monreale, fermato 19enne, ho sparato io. La rissa nata per un commento banale. Salvatore Calvaruso del quartiere palermitano Zen prima confessa e poi fa scena muta.
il papà di una delle 3 vittime, o verrà fatta giustizia oppure me la farò da solo. Si chiama Salvatore Calvaruso, ha appena 19 anni, davanti ai carabinieri del nucleo investigativo di Palermo lo confessa: sì, a Monreale ho sparato. E il giorno dopo la Sicilia piange Salvatore Turdo, Andrea Miceli, Massimo Pirozzi, tutti e 3 giovani, tutti e 3 sui 20 anni, e Calvaruso si presenta in caserma. Vuole denunciare il furto di un motorino, dice, ma gli agenti non sono convinti e approfondiscono. A un certo punto crolla. Per lui adesso l'accusa è di strage, porto abusivo, detenzione illegale di arma da fuoco. Illegale che viene nominato suo difensore qualche ora più tardi, mosso da un grande senso di responsabilità, rinuncerà al suo mandato. Calvaruso, che è palermitano e viene dal quartiere Zen della città, è in stato di fermo. Subito rilasciata quella dichiarazione, decide di non rispondere più alle domande che gli vengono poste. Le forze dell'ordine lo portano in carcere. Questa mattina il PM Felice De Benedettis, che coordina le indagini, chiederà al GIP la convalida della misura preventiva. Ha fatto in tempo però questo giovanissimo siciliano a spiegare che la rissa che ha dato origine alla sparatoria è nata perché aveva perso gli occhiali che i carabinieri effettivamente trovano assieme anche ai 18 bossoli che sono ancora sull'asfalto in piazza Monreale. A spararli sarebbero state almeno 2 pistole, motivo per cui Calvaruso non può essere il solo, i militari sono sulle tracce degli altri. Un commento banalissimo, ma come cavolo guidate, rivolto ai ragazzi di Palermo. E poi gli spintoni, i pugni, le sedie che volano, le bottiglie per aria. Finché qualcuno ha estratto i revolver, il resto entrerà nei faldoni di un'inchiesta che è appena agli inizi. Chiedo giustizia per mio figlio, la pretendo da questo Stato, per lui e per gli altri ragazzi morti. Si sfoga sul piazzale dell'ospedale civico del capoluogo siculo Giacomo Miceli, padre di Andrea. E davanti alla camera mortuaria, straziato dal dolore, sulla salma di Andrea deve essere ancora disposto l'esame autoptico. E babbo Giacomo continua: la mia vita è finita domenica. O verrà fatta giustizia o me la farò io da solo. Chiede giustizia anche uno dei 2 ragazzi che sono rimasti feriti. Non ho partecipato a una rissa, spiega invece. Mi sono ritrovato nella confusione e mi hanno sparato in testa. Non ho visto chi l'ha fatto, ho solo sentito i colpi. Pensavo di morire. Finiamo con Giorgia Meloni che ha incontrato Erdogan. Ecco qua, oggi, o meglio, lo incontra oggi, sempre sul Libero. Oggi vertice Italia-Turchia a Roma, migranti, affari e calcio, intesa Meloni-Erdogan. I 2 leader guidano la firma di accordi e memorandum, coinvolte oltre 500 imprese, si parla pure dei campionati europei del 2032. Si concorderanno misure che rafforzeranno ulteriormente la cooperazione tra Italia e Turchia, ha spiegato un portavoce del governo di Ankara. In pratica sarà firmata una serie di accordi e memorandum d'intesa e una dichiarazione congiunta dei 2 leader sigillerà il partenariato. È uno dei pochi casi in cui un simile vertice bilaterale si svolge con un paese non appartenente alla UE. Il segno di una relazione speciale condivisa con paesi come Serbia, Tunisia, Algeria, Israele e una volta anche con la Russia. Sul tavolo di Meloni ed Erdogan oggi c'è tutto quello che più interessa alla Premier e al suo governo: controllo dell'immigrazione irregolare, stabilità nel Mediterraneo, energia, difesa, fine della guerra a Gaza, inizio di una tregua in Ucraina. Erdogan, leader di un paese membro della NATO, non ha mai spezzato il filo che lo nega Putin. Ha mantenuto buoni rapporti con Zelensky, si è detto disposto a ospitare i negoziati di pace. Dai Balcani al Corno d'Africa, passando per il Mediterraneo, molti degli interessi della Turchia si concentrano nelle stesse aree di quelli italiani. In Libia ambedue i paesi sostengono il governo di Tripoli, riconosciuto dall'ONU, mentre la parte orientale del paese è controllata dalle forze del generale Khalifa Haftar, appoggiato da Russia e Francia. In altri casi, tra Roma e Ankara c'è competizione. La collocazione geografica della Turchia e la sua politica internazionale, insomma, rendono Erdogan un interlocutore fondamentale per chiunque sia a Palazzo Chigi. Con questo chiudiamo la nostra scorribanda tra le pagine della rassegna. Io a questo punto credo di poter interrompere anche la condivisione dei giornali, visto e considerato che non abbiamo più altro da compulsare. 02 92 94 7222, apriamo il telefono, potete chiamare da questo momento. Se ci sono delle zappe, per favore Francesco
giramene, perché naturalmente voglio sentire la vostra voce al 340 670 9659 e naturalmente attendiamo i vostri interventi. Allora, oggi è Santa Caterina da Siena, lo potete dire in diretta? Grazie, ciao Antonio, certo che sì, quindi auguri a Caterina, Katia, Cheti, Catiuscia e così via. Sanchez, non uscite di casa, ma allora è vizio a sinistra. PS, visto che il contante ci vuole, ciao Silvio da Torino. Certo, la carta non si rompe mai. Per questo la lettera 35 stava ridendo poco fa. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Pronto, Danna? Ciao Mario. Sono il tuo stalker mattutino. Allora, Vabbè, sei ampiamente nel rispetto delle leggi, quindi tranquillo, dimmi. No, senti, io è un argomento che ho affrontato tante volte in questa radio, ma vedo che nessuno ci sente nei piani alti di via Bellerio. Allora, io sto guardando, l'ho potuto notare che sono dovuto stare un mese col tutore, quindi mi sono guardato tutti i programmi TV. Sto notando una cosa, guardate, io vi avviso e sono disposto a giocarmi, guardi qui davanti, non le potete vedere perché sto al telefono, 100 euro, io non sono ricco e vi prevedo già il futuro. Da come sono ormai impostate le TV Mediaset, va bene? Anche il signor del Bibbio, dopo la parata di Giannini e compagni, si è cacato sotto e sta dando un'impostazione alle sue trasmissioni stile la 7, capito? 3 contro 2, la 7 addirittura 3 contro 1, e vedi i vecchi cariatidi comunisti che hanno messo le tende a Mediaset, Danna, i Capranica, i Sansonetti, le Mirelle Serra, le Mirta Merlino, le Berlinguer. Allora praticamente io ho già fatto una previsione. Se le prossime elezioni, questa legislatura finirà regolarmente, caro Antonino, non c'è problema perché non gli conviene. Ma se le prossime elezioni dovessero portare a una situazione di stallo, vista anche la legge elettorale, specialmente al Senato, io sono disposto a giocarmi 100 euro subito che Pier Silviuccio Nostra e Mariluccia Nostra, cioè Forza Italia, daranno il loro appoggio ad un eventuale governo con il PD. Calcola che nessuno lo ricorda, Danna, tu che sei in memoria storica, che questa legislatura è nata con una frattura. Il presidente del Senato La Russa non è stato eletto con i voti di Forza Italia che si era ammutinata, non lo votò, va bene? Ma fu buttato sotto banco da quelli di Renzi. Occhio, perché Silvio Berlusconi, al di là della vulgata, no? I comunisti, non è mai stato di destra. Lui finanziava il PSI di Craxi. Se Berlusconi se n'è andato a destra perché voleva preservare le sue aziende che la sinistra gli voleva portare via, una convenienza. Ragionateci bene su questo fatto. E poi ragazzi, concludo dicendo, ma è possibile che non c'è un mass mediologo, un sociologo, un sondaggista che gli dice che la TV è importante, perché chi guarda i social media sono i giovani e quelli non vanno a votare, ma quelli sopra i 50 anni vanno a votare e se trasmissioni le guardano di Mediaset, della Rai e della 7. Possibile che qualcuno non lo faccia ragionare, non consulti qualche testa pensante, ce ne sono tanti a via Bellerio. Ecco, volevo di alcune considerazioni, perché io penso che succederà questo, che Silviuccio e Mariluccia Nostra il prossimo governo lo faranno col PD, specie se il risultato elettorale dovesse essere in bilico, specialmente al Senato, perché con questa legge elettorale al Senato non ci sarà mai una maggioranza forte. L'altra volta abbiamo vinto perché gli altri si erano divisi in 3. Una riflessione, solo una riflessione, ma io prevedo il futuro, non perché ho particolari qualità, ma mi gioco 100 euro. Ciao Danna. Grazie a te, altre 2 telefonate. Pronto, chi è là? Pronto? Hello? Sì. Ah, sono Albino, ciao. Oh, maresciallo, comandi? Oh, grazie caro. A volte faccio del qua sentendo, anzi più che altro ascoltando queste manifestazioni di delinquenza
sia giovanile, non solo giovanile, ossia questi ragazzi che non hanno alcuna regola, sono totalmente senza una minima educazione, non conoscono i rapporti sociali, uno starnutisce vicino a loro, tirano fuori il coltello. Ecco, mi viene in mente una cosa, che noi in Italia abbiamo avuto tanti dementi in politica. Ricordo coloro i quali dissero a suo tempo: no, l'autostrada del sole non serve a niente, buttare via soldi, ma non scherziamo, meno male che l'hanno addirittura in alcune zone raddoppiata, oltre alla terza Vabbè, i corsia. nipoti di quelli lì sono quelli che oggi che mettono le faccine che ridono sotto i post per il ponte sullo stretto, quindi figurati. Infatti, stesso discorso. Allora, cosa succede? Che qualcuno pensò nel 2005 di dire stop servizio militare, ormai i militari sono tutti specializzati, non serve più a niente, serve un beato tubo dove non serve più a niente. Se non altro il servizio militare non era imparare, come quei dementi dicevano, imbracciare il fucile, la violenza, sparare, ma dove? Insegnavano l'educazione, imparavi le regole, imparavi ad attenerti a determinati principi, cosa che non esiste più, perché io sono stato in Marina e non un anno solo, me ne sono fatti 6 io di Marina e compagnia bella. Onde per cui quando arrivava qualcuno, allora la gioventù era totalmente con principi totalmente diversi da quella di oggi, arrivavano, magari c'erano quelli un po' allegrotti, non avevano ancora messo piede, io ho fatto 2 anni di scuole a Taranto, non avevano ancora messo piede all'interno delle scuole CEM, quelli di leva, buona parte, tiravano sul naso, erano dentro in prigione, 5 giorni di CPR, prigione di rigore, a dormire sul tavolaccio. Adesso magari una roba del genere salterebbero sulle associazioni delle madri, metterebbero di mezzo gli avvocati, metterebbero di mezzo i giudici, eccetera. Ma la società sta andando veramente ad onde Sì, mio perdute. nonno gli dava 10 giorni di CPR, c'è la penale di rigore. Ecco, quindi figurati. Per cui Che a era quel punto maresciallo lì, come te, per cui... Sì, era un discorso diverso per questi ragazzi, e sono quelli che quando sono entrati in Marina dicevano maledetta la Marina mi rovina la vita, sono quelli che hanno tenuto in piedi l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, la maggior parte era composta da personale di leva, perché poi hanno ricordato i tempi cambiando anche la mentalità, maturando, hanno capito che quelli non erano stati anni persi, gente che era entrata in Marina non sapevano manco tenere un cacciavite in mano, dopo 2 anni di meccanici a bordo di una nave o elettricisti sono usciti fuori con un mestiere nelle mani. Per cui serviva più che altro ad inquadrare le persone, invece adesso no, ognuno ha lasciato la sbanda, però tanto le famiglie devono educare, ma se sono le famiglie prime che non sanno educare, che sono una massa di disgraziati, io a volte vado in ristorante e vedo arrivano dei genitori, sembrano dei bulli, come entrano dentro dei ragazzini che piantano un casino della Madonna, vigliacca a terra se gli dicono una parola, state bravi, fate silenzio, eccetera, manco per l'anticamera. Ma no, li lasciano allo stato brado, è vero. È vero, guarda, io sono arrivato grazie a Dio a 80 anni, non so quanto la sorte o il buon Dio, per chi ci crede, vuole ancora riservarmi, però credimi, io non rimpiango il momento in cui me ne andrò via da questa terra, perché tanto le cose non miglioreranno, andranno sempre purtroppo a peggiorare, questa è la storia, mi spiace. Ti saluto, grazie molte dell'attenzione, ciao e buona trasmissione, buon proseguimento. Ciao ciao. Grazie a te, io spero che prima o poi rinasca il senso del dovere, come diceva Aldo Moro, perché se non rinascerà questo paese non si salverà. Altre 2 telefonate, pronto, chi è là? Pronto? Sì, ciao Nando. Ciao Antonino. Ma sai, della famiglia Berlusconi bisognerebbe parlare un po' di più, ha ragione il Mario. Intanto il Pier Silvio c'ha il problema che aveva suo padre ai tempi del governo Monti, no? Se quelli là in Europa, i padroni di quelli là in Europa più che altro, si mettono a speculare sulle azioni, quindi Pier Silvio ha quel problema lì. Poi ci sono i figli di secondo letto, io conosco 2 ragazzi di Pioltello che andavano a scuola con loro, sai dove li ha fatti studiare Veronica Lario? Dove? Alla scuola steineriana di Lambrate. Li hanno imbottiti fin da piccoli di idee un po' sinistrate, ma il problema grave è la Marina, perché quando Silvio Berlusconi si è ammalato 10 anni prima di morire, la Marina giustamente da figlia
si è occupata di lui, l'ha circondato di persone di sua fiducia, la Maria Rosaria, la Francesca, la Marta, tutte amiche sue, no? La Francesca è quella che adesso è sposata con Paola Turci, ma bisognerebbe anche parlare un po' del resto della famiglia. Ad esempio Marina Berlusconi è sposata con un tersicoreo, un ballerino della Scala di Milano, dopo Rudolf Nuyer e prima di Roberto Bolle. Ci pensavo stamattina, che ho visto c'è Bolle in televisione stasera, la stella dell'Etoile di Milano, la stella della Scala di Milano, l'Etoile, dopo Nuyer e prima di Bolle, era Maurizio Vanadia, il marito di Marina Berlusconi. Ai funerali di Silvio, la Marina, invece di tenere la mano di Maurizio Vanadia, teneva la mano di Marta Fascina. Parliamone un po' di più della famiglia Berlusconi. Ciao. Ciao, vabbè, ma chi se ne frega, insomma, di matrimoni, educazione e tutto il resto. Sono comunque un editore privato e come tali invitano chi cavolo gli pare e piace, questa è bella. Se poi Pier Silvio scenderà in campo oppure no, questo lo vedremo e lo racconteremo, né più né meno. Abbiamo altre 2 chiamate, ma mi sa che sono 3. Pronto, chi è là? Ciao, sono Marco da Mantova, Antonino. Ciao Marco. Allora, ma ne vogliamo parlare un po' di questi ragazzi che abbiano 15, 20 o 30 anni? Antonino, allora, noi siamo arrivati, io ho 58 anni, tu ne hai 41, 42 mi sembra. 45 ad agosto. Ecco, comunque noi siamo arrivati da una generazione che la fame l'ha vista, almeno mio padre l'ha vista la fame. Come no, Essendo pure del mio padre. 39, ha visto anche i primi anni della guerra. Sì. È gente che ha costruito questo paese, cioè noi stiamo vivendo su quello che è stato costruito dai nostri nonni e dai nostri genitori. Sì. Quindi noi, per ovviamente proprietà transitiva, abbiamo avuto degli insegnamenti dai nostri genitori, per dire, io ho imparato da ragazzino a smontare e rimontare un cinquantino. È una stupidaggine, però noi sapevamo, come diceva anche qualcuno prima di me, tenere in mano un cacciavite, un martello, e sapevamo almeno gli elementi per affrontare evidentemente una piccola grande imprevisto. Ma i ragazzini di oggi, la stragrande maggioranza, sono capaci di tenere in mano un cacciavite? A malapena sanno tenere in mano una penna. E io non sto offendendo le giovani generazioni, però la realtà è questa. Se è vero che una recente indagine ha detto che ci sono tanti giovani che non sono capaci a scrivere, neanche a scrivere in corsivo, vuol dire che quello che è arrivato dopo di noi, cioè praticamente, non so, dagli anni 90, 2000 ad oggi, ha ridotto le capacità dei più giovani. E quindi anche questi ragazzi non sanno nemmeno rapportarsi tra di loro molto spesso, e te lo dicevo penso ieri mattina. Cioè noi ci dovevamo confrontare, se volevamo chiedere a una ragazza di uscire, dovevamo affrontare e dirgli: ascolta, ti va di uscire con me? Mentre quelli di oggi fanno tutto col cellulare e in caso di imprevisti, in caso di verbi eccetera eccetera, non sono nemmeno capaci a spiegarsi, passano direttamente alle azioni. E tutto quello che accadrà dopo, il problema è proprio quello che accade dopo. Questi qua tra 15, 20 anni, 30 anni saranno quelli che dovranno dirigere questo paese o l'Occidente. E questo è il problema. Se non sono capaci a gestire i rapporti umani, i rapporti sociali in situazioni normali, figuriamoci in situazioni difficili o complicate. Ciao Antonino, grazie. Ciao, comunque io non generalizzerei, voglio dire, perché mi sembra di sentire gli stessi discorsi che faceva mio padre quando io avevo 20-25 anni e diceva che i giovani non vogliono lavorare e aveva il mito del posto fisso, mentre io mi trovavo a vivere in una realtà che era completamente cambiata. Quindi guardate che quelli di 18-20 anni in Israele fino al 7 di ottobre giocavano, facevano i coglioni, quello che volete voi, magari rientravano anche in questo stereotipo. Oggi combattono, rischiano la vita e qualcuno di questi muore. Io li ho incontrati, sti ragazzi che combattono, tanto di cappello. Quindi attenzione a dare certi stereotipi. Altre 2 telefonate, pronto, chi è là? Pronto? Sì, ciao Gino. Buongiorno. D'accordo con quello che ha detto sulle riflessioni di Mario,
Invece sul maresciallo gli ricordo che per i marescialli c'era anche l'arresto, come per gli ufficiali, tanto per scherzare, per carità. Sì. Nulla, ora una mia curiosità, non conoscenza. Ho seguito ieri la trasmissione di Porro e ha parlato di Sergio Ramelli, ucciso 50 anni fa, e ho sentito che addirittura qualcuno di questi che lo ha sprangato con un chiave inglese, 1 o 2, non so, addirittura ora lavora in qualche ospedale. Ora chiedo informazioni, ma sono stati processati, sono stati condannati questi che lo hanno sprangato? E poi, oltretutto, non capisco tutto quell'odio attuale che c'è da parte di questi sinistri comunisti. Ecco, questa è una mia domanda, che non conosco la storia, dovrei comprarmi un libro. Sono stati, e la giustizia ha fatto il suo corso e oggi sono liberi cittadini. Ultima telefonata che devo chiudere. Pronto, chi è là? Allo? Nessuno? Va bene. Io stacco e adesso c'è Liberamente con il direttore responsabile Giovanni Sallusti e poi torniamo con Claudio Borghi Aquilini per Scuola di Magia. A tra poco.